Scrittori e grandi firme del giornalismo uniti da un tema portante, quello del racconto. A fare da collante ancora una volta una montagna di libri, rassegna che torna a Cortina a partire dal 18 luglio e presentata questa mattina. Lungo e qualificato l'elenco degli autori, da Susanna Tamaro a Gianrico Carofiglio, da Antonio Scurati ad Antonia Aslan. E poi volti e firme del giornalismo, Bruno Vespa, Paolo Mieli, Vittorio Feltri, tanti incontri con un obiettivo. Invitare a leggere, far conoscere le pagine di grandi scrittori come Susanna Tamaro, come Gianrico Carofiglio, come Antonio Scurati, ma anche portare la riflessione di Oliviero Toscani, di Giovanni Montanaro, di Emanuele Farneti. Ma tra le novità di quest'anno ce n'è una legata alla piattaforma digitale che consentirà di seguire la rassegna ovunque ci si trovi e non solo a Cortina. Cortina Livebook, un'iniziativa con la quale attraverso Periscope, un'applicazione per l'iPhone, si potrà vedere in diretta che cosa succede a Cortina anche quando non ci si trovasse tra le Dolomiti, tra i grandi autori. Anche quest'anno il Corriere del Veneto sarà partner della rassegna, un legame, quello tra libri e giornali, che trova nel tema del racconto un forte legame. Il legame fra libri e giornali oggi è il contenuto autorevole e che dà una forma di soddisfazione legata al sapere, alla conoscenza e alla dimensione intellettuale. La rassegna si aprirà con l'inaugurazione dedicata agli autori locali per chiudersi il 21 settembre con la narratrice iraniano-americana Azar Nafisi che presenterà il suo nuovo libro, La Repubblica dell'immigrazione.